Ecco, per concludere, perché non voglio tediarvi, due cose vorrei dire, una sul percorso della mostra e una sugli anni veneziani in particolare. Allora, il percorso della mostra passa in rassegna, anche se con poche opere, ma credo selezionate nel modo giusto, le varie stagioni della sua produzione, da quella primo novecentesca, ancora decadente, crepuscolare, ancora Ottocento, però carica di fascino, struggente, con questi fondi bituminosi e questi ritratti che sembrano apparizioni. Poi lui ha un momento, una svolta, ne ha parecchie nella sua vita, perché appunto è sempre alla ricerca. Alla secessione del 13 scopre i Fauves, scopre Gauguin, Derain, un modo diverso di far pittura, per cui fa piazza pulita di tutte le evanescenze del periodo crepuscolare e incomincia a dipingere per stesure piatte, poi incrocia Cézanne, rielabora una serie di segnali di rinnovamento della sua pittura, poi c'è il momento del museo degli anni '20, il momento del realismo degli anni '30 che lui definisce realismo poetico e dice rispetto al realismo metafisico, che certo ha avuto più fortuna in qualche modo del suo, dice che insomma il realismo in pittura è sempre metafisico. E anche questo, insomma, sarebbe da meditare, questa sua affermazione. Devo dire che lui scrive e parla nelle interviste in un modo talmente preciso, ragionato, argomentato, che anche questa sarebbe una linea di attenzione nei suoi riguardi che potrebbe veramente interessare gli studiosi. Poi c'è il momento di passaggio che credo sia molto interessante, che è quello dei primissimi anni 40, che sono l'antefatto diretto al periodo veneziano, in cui la sua pittura acquista una nuova luce, una nuova freschezza, una nuova libertà, che poi ha come compimento perfetto proprio la pittura degli anni veneziani da questo punto di vista. Ecco, gli anni veneziani, c'era un luogo comune che vedeva Carena negli anni veneziani, insomma, molto vecchio, malinconico, insomma un artista un po' al tramonto che viene a trascorrere questi anni veneziani nella luce di Venezia, a confronto al cospetto della grande arte veneziana, proprio trascorre gli ultimi anni della sua vita, insomma un artista al tramonto. Ecco, con le nostre ricerche hanno abbastanza sfatato tutto ciò. Negli anni che vanno dal 46 al 49 lui si rinnova moltissimo e la sua pittura ha una freschezza, proprio una gioia, una libertà, una luminosità e anche insomma, proprio la voglia di sperimentare come un giovane proprio, e quindi questa vitalità, infatti fa 2 mostre al Cavallino, insomma poi Cardazzo porta la mostra a Milano, cioè è un pittore cui la critica presta grande attenzione, come proprio un moderno, un contemporaneo. Negli anni del 46 al 48 Carena è un contemporaneo. È negli anni 50 che prende un po' il sopravvento questo doppio binario dell'espressionismo drammatico, direi proprio tragico, per qualche aspetto misticheggiante, perché c'è questa intensità che raggiunge proprio un livello molto alto, e le nature morte. Ecco, d'altro lato ci sono queste nature morte che sono invece una specie di catarsi, di dimensione meditativa. Certo, guarda Morandi, per carità, lo dice lui stesso, lo dichiara in interviste, ma non è questo il punto, è che lui voleva arrivare a una sua conclusione, voleva che la pasta pittorica, che è sempre stata una sua forza espressiva, proprio la materia cromatica, la pasta pittorica, si identificasse con la luce, si fondesse con la luce e con lo spazio e con gli oggetti.
cioè tendeva a questa unità, cioè dentro al tessuto pittorico si fondessero l'oggetto e la sua ombra, la consistenza della forma con la luce dello spazio. Quindi indubbiamente c'è questo aspetto di ricerca e però anche una specie di, come dire, di testamento spirituale, un desiderio di pace, di quiete, di approdo per un artista che è vissuto a lungo, che ha passato una vita abbastanza tribolata e che però ha sempre fortemente creduto nel potere della pittura. Grazie. Grazie. Ecco.